Amici di Sky Island Magazine, buongiorno da Padova. Oggi per la rubrica Veneti Digitali mi trovo, come potete vedere, nella magnifica cornice di Prato della Valle con Mary G. Baccaglini, la celebre love blogger della Terra delle Meraviglie, ma non solo, perché la sua fama e la sua cassa di risonanza in realtà va ben oltre i confini del nostro territorio. Mary, la tua è una storia molto interessante, anche la tua è una storia di cambiamenti e di evoluzione, ma nata da un blog. Quindi prima di scoprire tutto quello a cui sei arrivata, raccontaci intanto che cosa vuol dire fare la love blogger e come è nata la tua idea. La mia idea nasce circa 4 anni fa. Ho aperto un blog, Confessioni di una mente cinica, isterica e romantica. Quindi è un nome anche assolutamente sbagliato dal punto di vista strategico, ma all'epoca mi sembrava un'ottima idea. E ho iniziato a parlare d'amore, perché io sono sempre stata ossessionata dal tema amoroso e ho sempre cercato delle regole per evitare a me stessa e anche alle altre donne di soffrire, di incappare negli uomini sbagliati, nel saper riconoscere quei segnali tipici dell'amore. Certo. E ho aperto questo blog. Nel tempo ho avuto successo, è arrivata poi una casa editrice importante, Garzanti, per scrivere un libro, Mal che vada ci innamoriamo, è uscito il 20 settembre di quest'anno. E poi è arrivata la Radio Padova e alla fine è arrivato anche un gruppo su Facebook ho creato che si chiama Parlami d'amore Mary G, che unisce una community di donne, quasi totalmente donne, con la quale faccio delle dirette su Facebook e soprattutto degli eventi in tutta Italia che sono una sorta di mini corso aperitivo itinerante dove parlo sempre d'amore, di relazioni e di autostima, che poi l'autostima è la base per costruire delle relazioni sane. Certo, quindi un percorso il tuo che è nato comunque anche da delle solide basi tecniche, nel senso che comunque al di là di una passione per la scrittura e per il web, sei anche una persona formata e competente in questo senso, quindi hai un percorso di studi che ti ha portato anche a conoscere quelle che sono le dinamiche del digitale e della comunicazione attuale. Chi è oggi appunto la tipologia di utente, chi è il tuo lettore del blog? Se puoi ricondurci un po' a qualche stereotipo. Sono donne 25-45 anni, sono donne quasi tutte single, alcune sono al primo giro di bola, che cioè nel senso sono single senza mai essersi sposate, alcune invece sono separate e stanno provando a rimettersi in gioco nell'ambito chiaramente sentimentale. Sono donne che hanno delle difficoltà nel capire i segnali dell'amore, sono donne che spesso fanno fatica anche a capire se un uomo sia realmente interessato a loro, e sono donne che hanno bisogno di avere una strada definita per andare appunto incontro all'amore in modo sano, appunto per evitare quelle che sono magari delle dipendenze o evitare di innamorarsi per bisogno e non per arricchimento. Certo, ma è quella che tu hai portato diciamo sotto gli occhi di tutti, in realtà inizialmente è stata la tua esperienza personale, sì. Quindi correggimi se sbaglio, ma sul blog noi leggevamo di Mary, quindi certo. Portavi il tuo vissuto personale fatto di entusiasmi e soddisfazioni, ma anche di momenti un po' di down, ok? Ed è qui che forse si è creata anche questa forte empatia e questa relazione con il tuo pubblico di lettori. Io nella mia vita ho tirato veramente tantissimi casi umani, posso definirmi un'esperta di casi umani, ho sofferto tantissimo, ho avuto relazioni micidiali e quindi ho portato la mia esperienza nel blog proprio per raccontare alle donne cosa non fare per riuscire ad essere felici. Si parte sempre prima dai non. E quindi negli anni, creandosi questa community, mi è stato chiesto più volte come fare a costruire una relazione sana. E la risposta è abbastanza semplice, sembra scontata. In realtà una relazione sana si costruisce con 2 grandi elementi. Il primo è l'autostima, quindi se tu hai un'autostima forte riesci ad allontanare quelle persone che ti fanno del male, e la seconda è scegliere la persona che ci sta accanto in base a quelli che sono i nostri gusti, al nostro momento nel quale siamo e a quella che è la nostra storia, ci permette di allontanare proprio tutte quelle persone che invece non vanno bene per noi. Posso chiederti se c'è una domanda particolare o uno degli aspetti della sfera amorosa che ti chiedono di più o che vedi tornare più frequentemente nel tuo rapporto con la community? Sì. Beh, di solito quella che mi si fa in modo più frequente è come si fa a riconoscere un uomo sbagliato dall'uomo giusto. E io rispondo, come si fa? Io rispondo che è una cosa che c'è anche nel libro, mettendo il focus su quello che noi vogliamo, nel senso che le donne sono molto concentrate su quello che non vogliono, sono molto brave a riconoscere quello che non vogliono, in realtà sono un po' meno brave a capire quello che in realtà vogliono e quello di cui hanno bisogno e quello che sta bene accanto a loro, perché poi ognuno di noi ha una personalità diversa, un vissuto diverso e anche un ciclo di vita diverso, dove chiaramente arrivano delle persone diverse a seconda di quello che è il tuo momento. Certo. E quindi questa è
la domanda di solito che mi si fa in modo più frequente, e la risposta è: fatevi una lista. È la mia risposta. Quando tu ti fai una lista delle cose che tu cerchi e che per te sono fondamentali nella ricerca dell'amore, è molto più facile trovarlo, perché appunto tu sei focalizzato sulla tua lista e quindi hai ben chiaro e sotto gli occhi cosa che vuoi. E quindi è più facile riconoscere le persone sbagliate. Una grande passione che si sta trasformando anche in una vera e propria attività, Sì. perché oggi da blogger, da passione per la comunicazione, per il tema dell'amore, stai anche riuscendo ad adottare un approccio consulenziale, quindi tutto questo si sta trasformando anche in pillole di coaching amorose, corretto? Assolutamente. Poi c'è questa cosa degli eventi che indubbiamente mi ha aiutato molto anche per farmi conoscere, e stanno andando molto bene, quindi faccio un tour in giro per l'Italia, siamo partiti da Milano, poi c'è stata la data di Padova, adesso ci sarà Roma, poi Napoli, Firenze e Torino, dove faccio questi mini corsi della durata di 1 ora e mezza più o meno, dove spiego le basi per una relazione sana, e poi c'è un aperitivo, un momento di convivialità con la community, e sono dei momenti molto belli perché sono dei momenti molto femminili, sono dei momenti dove ci si racconta molto, ci raccontiamo le nostre storie, ci sono momenti anche emotivamente piuttosto importanti, quindi magari gente che si commuove, gente che ride, gente che si abbraccia. Ricapitolando, Mary, dove possiamo trovare allora tutte queste nozioni, queste informazioni, queste dritte e questi consigli? Allora, io ho appunto una pagina Facebook che si chiama Confessioni di una mente cinica, isterica e romantica, ho un gruppo chiuso su Facebook dove faccio entrare tutti volentieri, che si chiama Parlami d'amore Mary G, ho un sito internet che è confessionidiunamente.com, e a breve ci sarà anche un videocorso che lancerò dove parlo appunto sempre d'amore, dove ci saranno 20 ore dall'A alla Z sull'amore, dove tratteremo qualsiasi cosa, dalla gelosia ai tradimenti ai narcisisti, con l'aiuto anche di figure professionali come psicologi e psicoterapeuti, che poi spiegheranno anche alle ragazze come effettivamente allontanare quegli amori che poi vanno a minare la nostra autostima. E allora, se vi siete riconosciute, ma penso di sì, almeno qualcuno di voi, in alcune delle tematiche proposte da Mary, non vi resta che seguirla, linkarvi, likeare, followare tutti i suoi canali. Da Prato della Valle è tutto, alla scoperta del prossimo talento veneto digitale. Non ci resta scoprire quale sarà nella prossima puntata. Ciao a tutti, grazie Mary. Grazie a te, ciao, buona giornata.